Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. In questa puntata parleremo di un tema caldissimo per il mondo dell'edilizia, la patente a crediti. Coinvolge, pensate, 13.000 aziende e professionisti del territorio e avrà un impatto fortissimo su quello che è il mondo proprio dell'edilizia. A parlarne sarà ESEF CPT, ANCE Verona e ANCE Veneto in un convegno proprio organizzato per capire da vicino che cosa sarà il futuro dell'edilizia dopo l'introduzione della patente a crediti. Ascoltiamo Carlo Trestini che abbiamo incontrato per voi. La patente a crediti è il nuovo strumento che il Ministero del Lavoro insieme all'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno introdotto per regolamentare e verificare la sicurezza del lavoro adottata dalle imprese edili nei cantieri e da tutti quei soggetti che comunque sono chiamati a partecipare all'edificazione degli edifici o di opere pubbliche. Per quanto riguarda lo specifico, nella patente a crediti ci sono due fasi: la fase di combattere il lavoro irregolare e gli infortuni sul lavoro, penalizzando e togliendo dei punti che in base alle varie sanzioni che verranno applicate. Allo stesso tempo però ci sono delle premialità per quelle imprese che si dotano di strumenti particolari, di corsi di formazione e che comunque hanno storicità nelle aziende. Si parte da un punteggio iniziale di 30 punti, sotto i 15 punti viene bloccata l'attività delle aziende. È un nuovo strumento che va a combattere e a cercare di eliminare la piaga degli infortuni sul lavoro, ma nello stesso tempo è uno strumento che comincia quel percorso di qualificazione delle imprese a cui ANCE e le nostre scuole edili tengono particolarmente. Un cambiamento epocale nel mondo dell'edilizia, come impatterà nel settore? È un inizio di un nuovo cambiamento per l'edilizia e per tutte, puntualizziamolo, per tutte quelle imprese che saranno chiamate a partecipare ai lavori nei cantieri edili. Non è solo per le imprese edili, ma è per tutti quelli che sono chiamati a parteciparvi. È un cambiamento importante, sono chiamate a elencare e a prendere determinati obblighi nei confronti dei committenti e degli organi ispettivi. Abbiamo delle funzioni da fare e da completare per tutto un percorso che gli imprenditori sono chiamati a fare: iscrizione Camera Commercio, iscrizione al DUVRI, elementi di criticità che hanno dovuto percorrere, corsi di formazione che hanno, tutta una serie di informazioni che vengono elencate nella patente a crediti e che la patente a crediti chiede come obbligo per poter iniziare l'attività dell'edilizia. Quali saranno le attività che ANCE metterà in campo per le aziende edili e per i professionisti per fare chiarezza su questa nuova normativa? Con questa novità è normale che come associazione abbiamo intrapreso un percorso di formazione ai nostri associati. Già come ANCE abbiamo già completato 2 webinar a livello nazionale che illustrano tutte le procedure, le richieste e i percorsi che le imprese devono fare. Come associazione, assieme alle nostre scuole, daremo comunque l'assistenza per la formazione ulteriore richiesta ai lavoratori e agli stessi datori di lavoro nel caso di decurtazione del punteggio. Abbiamo i nostri organi CPT che completeranno assieme alle imprese quella fase di verifica nel cantiere. Non solo, porteranno anche delle premialità se le imprese si doteranno di visite in cantiere, di assemblea all'inizio dei lavori. Cioè tutta questa parte del sistema bilaterale ANCE la coordinerà e la darà come servizio continuo alle imprese in questo periodo iniziale, ma anche continuo di affiancamento nei periodi successivi. Dal 1° ottobre entra in vigore la patente a crediti. ANCE che cosa farà per le imprese edili iscritte? L'iniziativa più importante che ANCE insieme alla scuola edile ha organizzato è quella del 4 ottobre, un'iniziativa a livello regionale dove abbiamo come relatori 3 esponenti nazionali di rilievo che hanno seguito tutto il percorso della creazione della patente a crediti e che perciò daranno tutte quelle informazioni e potranno rispondere a tutti quei quesiti che le imprese chiederanno e potranno comunque
anche dare l'interpretazione che giustamente sia il Ministero e l'Ispettorato del Lavoro ha voluto dare con questa norma per la lotta agli infortuni sul lavoro. È stato un lavoro importante, è stato un lavoro di confronto e ringraziamo sempre sia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ma soprattutto anche il Ministero del Lavoro per questo confronto schietto e che ha portato secondo noi a un buon risultato per cominciare seriamente a fare quel percorso di sicurezza nei lavori che tutti noi auspichiamo. Promotrice di un convegno, quello del 4 di ottobre, dedicato alla patente a crediti, anche ESEF CPT. Abbiamo ascoltato il direttore Giovanni Zampieri, il quale abbiamo chiesto che cosa rappresenta questa nuova normativa per il settore dell'edilizia. La patente a crediti è destinata a cambiare il settore edile perché sicuramente potrebbe essere uno strumento che aumenta la sicurezza all'interno dei cantieri, perché l'attenzione che dovranno avere gli imprenditori, i lavoratori rispetto all'acquisizione o all'aperta dei punti potrebbe favorire il fatto di aumentare il livello di qualità. ESEF CPT, la scuola edile di Verona, ha in programma di organizzare corsi dedicati alla patente a crediti? Al tema della patente a crediti abbiamo intenzione intanto di consolidare tutte le proposte formative che stiamo realizzando all'interno della nostra scuola, perché stiamo già facendo tanta formazione obbligatoria. Sicuramente quando sapremo anche meglio come funzionerà il meccanismo del recupero dei crediti o dell'incremento dei crediti, organizzeremo dei corsi oltre quelli obbligatori che permetteranno appunto di migliorare la qualità della sicurezza all'interno dei cantieri. E anche nostra intenzione riuscire a decentrare, cioè di creare delle zone in cui oltre quella di Verona per fare i nostri corsi. Corsi dedicati alla patente a crediti, ma non solo. Quali sono i programmi formativi offerti per le aziende? Oltre alla patente a crediti, comunque all'interno della scuola abbiamo una struttura formativa e organizzativa che ci permette di gestire circa 300 corsi di formazione annui, quindi continueremo nel nostro percorso di formazione obbligatoria, cercando sempre di più di migliorare la qualità di questi percorsi per creare quella famosa cultura della sicurezza anche nei lavoratori e anche negli imprenditori, perché se l'accordo Stato-Regioni darà indicazione di una formazione obbligatoria anche per gli imprenditori, noi siamo già pronti per organizzare dei corsi per queste figure professionali. Chi ha lanciato la prima survey, il primo sondaggio nella storia? Ce lo facciamo raccontare da Samuele Nottegar e Andrea Montuschi in Pillole di HR. Bentornati a Pillole di HR, oggi facciamo un po' di storia. Ciao Andrea. Ciao Samuele. Allora Andrea, tu sai quando è stata realizzata la prima survey della storia? Ah, mi interroghi come a scuola. Oggi professore. Ok, ma la so. La so e ti rispondo, e la prima survey fu fatta durante la seconda guerra mondiale dall'esercito americano. Quanti soldati, quante persone coinvolse? Coinvolse più o meno 500.000, cioè tutto l'esercito fondamentalmente, 500.000 di soldati dislocati in vari paesi del mondo. E che cosa voleva sondare questa survey? L'obiettivo non era chiaramente quello delle survey nelle aziende di oggi, che vogliono guardare la motivazione delle persone, il coinvolgimento, ma soprattutto erano temi di leadership riferiti al capo di una truppa, per esempio. Che è tema importante nell'esercito. È molto importante, certo, un'organizzazione basata sulla gerarchia, quindi molto importante, ma anche cose molto piccole ma molto importanti, si direbbero fattori igienici, come la qualità del cibo, dei vestiti, cose, se vogliamo, abbastanza anche di tutti i giorni, che però hanno un impatto sulla vita delle persone. Perfetto, è un po' la logica che anche le survey di oggi nelle aziende vanno a sondare, non gli stessi temi ovviamente. Assolutamente sì. Il concetto è quello di andare a fare le domande sulle cose importanti per le persone, che siano soldati o collaboratori di un'azienda, non importa. Cosa è importante per queste persone? Poi una survey venne realizzata anche in Italia, sempre dall'esercito. E cosa voleva sondare invece? Quella italiana mi provochi su questo, perché lo sai cosa voleva sondare, e voleva sondare il sesso, e lo diciamo, lo guardo
guardando in camera, il sesso. Perché il sesso? Perché si parla della fine della guerra, una survey sempre di questo pool di survey dell'esercito americano. I soldati americani stavano per tornare a casa, la guerra era ormai vinta, e ovviamente erano bellocci, giovani, aitanti, erano stati in Sud Italia in questo caso per tanto tempo, e l'esercito voleva essere sicuro che non portassero a casa malattie venere fondamentalmente. Quindi ci fu un questionario che ho visto disponibile online, tutto sul tema del sesso. Infine, un'ultima domanda: se un'azienda ci stesse guardando, di quante persone ha bisogno una ricerca, una survey per dare dati utili, interessanti? Allora, sicuramente non troppo piccola, io direi dalle 20 persone in su più o meno, per avere una certa rilevanza statistica. Sotto direi fate un workshop, un focus group, è più che sufficiente. 15, anche 15 al limite, dai, 15-20 persone fino a 100.000, 1 milione, non importa. Mezzo milione come l'esercito. O mezzo milione come l'esercito. Grazie Andrea, al prossimo appuntamento. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio vi raccontiamo di una nuova rassegna a cena con l'autore che si terrà nelle prossime settimane proprio alla Fiera del Riso di Isola della Scala. 4 autori che racconteranno 4 storie che hanno a che fare con il riso. Ne parliamo insieme a Anna Martellato. Questa idea nasce perché si parla tanto di cultura oggi, ma poco si fa. Quindi abbiamo unito l'aspetto conviviale della Fiera del Riso, quindi il cibo, lo stare assieme, una tradizione centenaria che è quella della coltivazione del riso, alla cultura che non deve essere concepito come qualcosa di pesante, ma come qualcosa di spassoso anche, di leggero, con l'incontro con lo stesso autore del libro. Quindi abbiamo 4 libri, 4 autori in presenza, di caratura anche nazionale, penne importanti e anche degli esordi, abbiamo anche delle nuove uscite. Con quale criterio sono stati scelti questi autori per la rassegna? L'unico criterio è portare libri belli. A parte questo, abbiamo cercato di scegliere degli autori che fossero in linea con il tema, appunto con la parola riso, quindi c'è stata una ricerca molto approfondita. Abbiamo cercato, nonostante siano tutti uomini gli autori, anche di portare personaggi femminili importanti, quindi io vi invito a esserci il 28 con Fumana, che è la protagonista del romanzo di Paolo Malaguti, che è indimenticabile, e poi c'è un altro criterio, ovvero quello di cercare di mettere su uno stesso palco sia autori con un nome molto conosciuto e di caratura nazionale, faccio un esempio, lo stesso Malaguti, ma anche Simone Tempia, e cercare di dare spazio ad autori locali che magari hanno pubblicato con case editrici un po' più piccoline, ma che hanno fatto dei piccoli capolavori, ed è il caso per esempio di Angelo Peretti. Quindi questo è quello che io cerco di fare nelle mie rassegne culturali, che ho la fortuna di portare anche quest'anno per la prima volta alla Fiera del Riso, dove si va a sdoganare questo piccolo tabù, no? Perché la cultura bisogna e si può fare ovunque. Sono 4 gli autori di questa rassegna, ci vuoi dare 4 motivi per venire a conoscerli? Paolo Malaguti, perché per la prima volta qualcuno di noi potrebbe avere la grande opportunità di conoscere un candidato al premio Strega, che lo è stato, quindi un autore eccezionale, una penna veramente sopraffine. Poi si passa a Simone Tempia con Chiodi. Il motivo per conoscere Simone Tempia è quello di esplorare un paradosso, l'ironia e invece la serietà del suo libro, 2 mondi completamente opposti. Poi abbiamo Esercizi spirituali per bevitori di vino con Angelo Peretti.
La motivazione è molto semplice: elevare la nostra spiritualità, insieme a un buon calice però, mi raccomando. E in ultimo, ma non meno importante, abbiamo Vita con Lloyd di Simone Tempia. Beh, qui bisogna esserci per assaporare il gusto di avere un maggiordomo immaginario a fianco a noi che ci salva, letteralmente, da tutte le situazioni della vita. Si chiude anche questo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per raccontarvi tutte le novità dedicate al mondo del lavoro. Non mancate!